Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati a questo appuntamento informativo su friulitv.net. Un giovane di 20 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Udine per aver sfregiato una donna e senza alcuna ragione apparente. L'aggressione è avvenuta in un appartamento del centro città. Entrato in casa, il ragazzo ha colpito senza alcun motivo violentemente più volte la donna al capo con una bottiglia di vetro che aveva nascosto sotto i vestiti, provocandole diversi tagli al volto prima di fuggire. Le ferite sono state classificate dal medico come permanenti. I carabinieri, durante il fine settimana scorso, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dal Comando Provinciale di Udine, hanno implementato la presenza con l'articolato impiego di uomini e mezzi nelle aree più sensibili della provincia e del capoluogo, tra cui la zona est di Udine. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 150 persone, di cui 18 stranieri, e ispezionati 48 veicoli. Complessivamente sono stati sottoposti ad accertamento con etilometro 21 automobilisti, uno dei quali è stato riscontrato con valori alcolemici superiori al consentito, che ne hanno determinato il ritiro della patente di guida e il sequestro del mezzo. Sono stati anche controllati 8 esercizi pubblici e accertata una violazione di carattere amministrativo. Una giornata importante è un sogno che si avvera, una collaborazione tra le realtà del territorio e le istituzioni. Era un sogno, è diventato realtà, è una struttura a beneficio, se vogliamo definirla come era definito prima, la neuropsichiatria infantile, quindi a beneficio dei bambini, delle loro famiglie, una struttura, una forte integrazione sociosanitaria. Ed è un risultato importante, vediamo anche come sia stato raggiunto nel periodo in cui è stato raggiunto, che non è stato sicuramente un periodo facile, e con la spinta anche di tutto il sistema di questa comunità, a partire dall'associazione Dinamici, che non si sono mai fermati. Poi hanno trovato naturalmente l'azienda sanitaria, la regione, ma anche tutto il sistema attorno, gli enti locali. Questo è un risultato a beneficio di tutti, è la strada sulla quale bisogna marciare senza esitazione, e che aggiunge un altro aspetto: è un pezzo di ospedale che assomiglia a tutto meno che un ospedale, e questa è un'altra conquista importante. Ecco, la foto rappresenta da dove siamo partiti. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946, rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.